Ben ritrovati dalla redazione. È stato aperto ieri il tratto a tre corsie dell'A4 tra Portogruaro e Alvissopoli in direzione Trieste. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico. I tecnici del commissario delegato e della concessionaria e le maestranze delle ditte appaltatrici hanno steso l'asfalto drenante e ha completato l'intervento di allargamento della carreggiata, come era già successo 2 settimane fa in direzione Venezia. Nelle prossime settimane, informa Autostrade Alto Adriatico, si procederà alla sistemazione delle barriere di sicurezza centrali e laterali e al tracciamento della segnaletica orizzontale. Sottolinea la concessionaria, la terza corsia è percorribile per l'intero tratto dal nodo di Palmanova a Portogruaro per circa 40 km. Il tratto Alvissopoli nodo di Portogruaro, circa 9 km, ha comportato il rifacimento di oltre 20 opere e l'innalzamento della sede autostradale di 4 metri in alcuni punti. Un decisivo passo si formalizzerà domani nella sede goriziana di APT, dove verrà sottoscritto il contratto di appalto finalizzato alla realizzazione in città dell'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno rinnovabile. Un impianto destinato principalmente ad alimentare in modalità green i nuovi autobus previsti per il servizio urbano di trasporto a Monfalcone, Staranzano e Ronchi. Sport basket, dopo la splendida vittoria nell'esordio casalingo contro Milano, Trieste concede il bis. La squadra di Christian si impone a Napoli per 92-83 al termine di un match condotto con piglio, soprattutto nei 2 quarti finali, nei quali è esploso Valentine, autore di 17 punti, Uthoff 14 e Brown 29, i top scorer. La Pallacanestro Trieste resta così a punteggio pieno con 4 punti in vetta alla classifica. Un viaggio multimediale che inizia dal buio degli abissi oceanici fino ad arrivare alla biodiversità del Golfo di Trieste, una call to action rivolta ai partecipanti alla Barcolana 56, che mostrando le bellezze del Grande Blu invita a mettere in atto comportamenti che non impattino sul mare. E la Deep Blue Exploration Zone, l'esperienza immersiva allestita nel villaggio Barcolana in Piazza dell'Unità d'Italia Trieste, frutto della collaborazione tra la velista e filantropa Wendy Smith, attesa a Trieste da venerdì 11 ottobre, e l'area marina protetta di Miramare, gestita dal WWF. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: su pianura e costa cielo in prevalenza nuvoloso, in montagna nuvoloso coperto sulla fascia a ridosso della pianura, variabile sulle zone più interne, possibile tempo migliore con aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in serata possibile qualche debole pioggia, venti deboli di brezza. Temperature minime in pianura fra 8 e 11, le massime fra 17 e 20 gradi, sulla costa minime fra 13 e 15, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.